Terza corsa, una prova per 3 anni, non vincitori dai 1.500 euro in carriera. 11 dietro le ali dell'autostart. Si torna indietro, forse problema al finimento di qualcuno. Sembra ora forse tutto risolto. Starter che ancora non aziona i lampeggianti. Andiamo a leggere intanto il campo partenti. 1 Ergolest, 2 Ellister SSM, 3 Hermes Gar, 4 Escarlata, 5 Ender, 6 Elodie RL, in seconda fila 7 Evita Nobel, 8 Epic Man, 9 Ethan, 10 il Gatto Jet, 11 Ezra Moe. Favorito Hermes Gar, Carmine Piscoglio per il training di Walter Zanetti, allievo della scuderia Chelsea. E l'autostart che inizia a raccogliere i partecipanti lungo la curva di sinistra. Tutti bene a rete quelli della prima fila, una mezza lunghezza indietro Ergolest. E la macchina che accelera una volta entrata in addirittura e si prepara al lancio. È veloce dall'esterno Ender che va al comando nei confronti di Elodie RL numero al largo, 1 che prova a puntare in avanti, squalificato. mentre è finito a tabellone Ergolest. Passa Elodie RL a condurre. C'è l'errore anche di Hermes numero Gar, 3 così Hermes Gar due dei più squalificato. attesi sono fuori dai giochi. I primi 200 metri di Elodie RL se ne vanno in 15. Seconda posizione Ender, in terza Ellister SSM, in quarta il Gatto Jet, poi Ethan, quindi Escarlata, ancora Evita Nobel. Dopo 400 metri passati in 38 avanza al largo il Gatto Jet, che ha spostato dalla quarta posizione. Numero si porta 8 ora al Epic Psyche Man di squalificato. Ender. Lungo la curva di sinistra Elodie RL sempre comoda al comando nei confronti di Ender, e il Gatto Jet di fuori si porta in scia Ethan, terza pariglia al largo per Evita Nobel. Paletto in 16 per la curva, segno che la leader ha un po' rallentato, e viene a completare il mezzo miglio di gara in 1:2. Continua nella sua avanzata esterna il Gatto Jet, che raggiunge il Salchi di Elodie RL. Si porta sempre in scia Ethan. Elodie che passa il primo chilometro in 1:17,5. Si avvantaggia ulteriormente in confronti di Ender, mentre il Gatto Jet, una volta finita la curva, torna con decisione all'attacco prima di sbagliare. Numero 10 il Gatto Jet è la volta ora di Ethan squalificato. di avanzare al largo. Problemi anche per Ethan, perché ha trovato un brusco anticipo da parte di Ender. 15,6 la retta di là, Ender che sposta su Elodie RL, la copre completamente. Ethan che cerca di riorganizzarsi quando siamo a 200 metri dalla conclusione. Ender che passa nei confronti di Elodie RL, al largo interviene Ethan, poi Ellister SSM ed Escarlata, con Ender che è in vantaggio nei confronti di Ethan. Ender che viene a vincere nel finale nei confronti di Ethan al terzo posto. Escarlata 1:18 ragguaglio cronometrico. Simone Levakovic per il training di Andrea Scatolini, anzi di Massimo Donati il training, e i colori della signora Benedetta Baroni. La vittoria del figlio di Zoles, che da secondo in corda viene via al momento giusto e nel finale si stacca da Ethan che è secondo al terzo Escarlata.